Le mie paure. Casa dolce casa. Il ragazzo affanna in cucina, a testa bassa, con il cane che hanno preso troppe botte. L'acqua per la pasta non bolle e deve ancora preparare il sugo. L'insalata da condire e il tavolo da apparecchiare. In una famiglia normale sarebbe un giorno di festa, ma la loro non è una famiglia normale. Quando sente il citofono ha presenza che chi sia, quindi va in salotto dove una donna è riversa sul divano, attira a sua fatica e insieme raggiungono l'ingresso. Casa dolce casa, esclama l'uomo aprendo la porta. Ha i lineamenti grezzi, le spalle larghe e il petto gonfio. Finalmente, dice la donna allacciando le braccia attorno al collo tavolino. Come è andata? Come ogni volta. L'uomo scorre le spalle e quindi lo sguardo ricade sul ragazzo, rimasto in disparte. Non saluti papà? A quella parola il ragazzo sgrana gli occhi. Tu sei solo un mostro? L'uomo e la donna lo fissano senza espressione per qualche secondo e scoppiano a ridere, una risata sbagliata, cattiva. Ridendo i denti iniziano a spingere le gengive fino a romperle e diventare zanne. Le mani tremano spaccandosi in artigli, anche i lineamenti si deformano, negando la loro vera natura. Il ragazzo prova a scappare anche se sa che le sue gambe non sono abbastanza veloci per metterlo in salvo, così come non ci sono porte abbastanza spesse per difenderlo. Quando è abbastanza veloce e fortunato, riesce a raggiungere le scale. Questa volta no, non è abbastanza veloce né fortunato.